Inaugurata ieri presso la Villa Bonfiglio di Agrigento la tenda allo slancio della comunità missionaria Porte Aperte alla presenza di numerose autorità civili e militari. A dare il benvenuto Sor Maria Grazia Pellitteri, che ha un po' raccontato ai presenti la storia della comunità che opera nel territorio da 40 anni e della collaborazione che ha trovato in generale per poter rimettere in sesto la struttura andata fuori uso. Tra questi i club service come il Lions Club Agrigento Orsi, il Rotary di Agrigento, ma anche privati cittadini e ditte come quella del Legno di Porto Empedocle che ha donato il pavimento e gli alunni dell'Istituto Enogastronomico Gallo con i docenti Piscopo e Amato che hanno offerto il servizio di accoglienza. Tra le autorità presenti il prefetto Cocciufa che ha tagliato il nastro, il primo cittadino Miccichè, il consigliere comunale Cantone, e il vescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, che ha dato la benedizione solenne alla struttura e che nel suo discorso ha parlato di offrire accoglienza a quanti vorranno momenti di preghiera e che l'esempio di oggi rappresenta come una evangelizzazione di strada. Un punto di riferimento in un luogo abitato dal passeggio, dall'incontro dei giovani in particolare. Può essere per davvero una sorta di oasi dove poter sentire una parola rappacificata. Viviamo un tempo, forse anche nel passato è stato così, ma certamente viviamo un tempo in cui, lasciatemi passare la parola, in cui siamo tutti arrabbiati. Allora avere un luogo pacifico può veramente essere occasione di confronto, di ascolto, di incontro con quel Signore Gesù che i credenti riconosciamo come il principe della pace. E allora ben venga la ripresa di questo servizio che ha una lunga storia ormai, che ha incontrato penso migliaia di giovani, tanti di questi sono anche poi cresciuti attorno a questa esperienza e formano questa grande corona di volontari che si muovono attorno a questo gruppo di sorelle, la responsabile appunto è sorella Maria Grazia. Donna tenace sicuramente, donna tenace che ha saputo sollevare i pesi e continuare lo slancio di questa evangelizzazione di strada. Quanto è importante una struttura come questa portata avanti grazie anche a tante donazioni? È importantissimo perché praticamente noi vogliamo essere un segno di speranza in mezzo all'umanità e se questa umanità passa dai giovani che sono il futuro di questa umanità è importante che noi ci siamo perché dove ci sono i giovani c'è Dio, perché il nostro Dio è l'eternamente giovane. 40 anni diceva lei, che fate 40 anni la missione? Sono 40 anni di presenza delle sorelle di Porta Aperta in questo suolo agrigentino, ma 45 anni da che è nata Porta Aperta come movimento giovanile e che da allora non ha mai cessato di segnare il cammino. Con una struttura importante per la nostra città, Villa Bonfiglio. Sì, abbiamo scelto questa location che mi sembrava la più idonea e importante per l'attività sociale delle suore. Le ringrazio tantissimo per quello che loro fanno per i nostri ragazzi, per la nostra città. Penso che è lodevole, a parte 40 anni di lavoro assiduo e di volontariato che loro fanno a Agrigento, ma è lodevole anche quello che loro hanno voluto realizzare qui a Agrigento. Infatti dopo anni di interregno erano state sfrattate anche da Porto Empedocle, siamo riusciti a trovare una location idonea e importante. Ringraziamenti sono stati fatti anche a Carmelo Cantone per il suo impegno. Io credo che il primo compito di un consigliere comunale è quello di occuparsi della propria città. Io ho solo agevolato il posizionamento di questa tenda perché ritengo rappresenta un grosso servizio sociale alla nostra città, quindi niente di che. Abbiamo fatto solo il nostro dovere da consiglieri comunali.